Si sono dati convegno gli zanni e le maschere in una terra promessa dalla fantasia, giunti da tutti i paesi, da tutti i popoli, attraversando secoli, son venuti tra noi. Viaggia la storia con la carovana fantastica di musicanti, di attori, giullari e poeti. Ogni contrada fa festa, appena s'alza un telone la rappresentazione va a incominciar. Entra Arlecchino. Maria, che fame e che innamoramento per Colombina. Preferisco pantalone e riccone. Ma il vecchio, lascialo andare. Vuoi non toccarmi? Ah, aiuto, capitano Fracassa. Ai, Sono perito a morte di chiamare il dottor Graziano. Ma se un po' di mala sorte con un magno clisterimo ben che torni sangue. Tutto finisce in gloria di fame, di pollastri, che il lazzo d'oggi basti per campare fino a domani. Ad ogni posta i monelli s'uniscono ai comici, che sotto la maschera han gli occhi dell'arcobaleno. Solo se accettan la pelle di cartapesta e di gesso gli timbrano il permesso di dir la verità. Gli sbirri e i probi non possono amare i funamboli, i saltimbanchi, i giullari, i cantori e i poeti. L'eco dei loro tamburi fiorisce in ogni rione, la rappresentazione va a incominciar. entra Arlecchino. Porca miseria! È ora di finirlo, Sapone zero. Tutto quello che andremo a contare, tutto quello che avrò a contare è benissimo. So beve, so mangiare, so ride, so piagne, so andare a piedi, in bicicletta, in automobile. Che vuole adesso? Qui, bazzeco, le pinze e lacrime, amico mio. Le preture Vincenzo si arrangiava. Facevo un maricolo per campare. Patire! E si rifinisce in gloria di fame e povertà, ma questo non basterà per campare fino a domani. Oltre le mura si fanno un applauso ed è l'ultimo per i compagni sepolti al di là della cinta. Lascian la gioia dipinta e le lacrime di cartone van verso una regione dove si cambierà, dove il diritto alla lotta lo si ha senza maschera e non si sfrutta nessuno per far da comparsa, dove finisca la farsa se ha da iniziare la tragedia, ma su questa commedia la tela non cadrà. Entra Arlecchino. Perché qui saremo più. Perché abbiamo lottato 20 anni per levare una camicia e mo c'è una vesta. La donna viene sfruttata, gli fanno fare lavori di poca importanza e quando è l'ultimo viene poco pagata. Quelli che sono i sani principi della tradizione borghese. Che dicono questi reazionari? Come se tutto fosse finito, non ci sono più valori, non c'è più un riconoscimento. Quello che guadagna il marito non è assolutamente sufficiente e bisogna poi fare salti mortali
non lavorano e pretendono. La vittima forse è quello che dà il lavoro, che non ha mezzi per poter andare avanti. Te fanno fare lavori di poca importanza perché dice tanto una donna la contento con poco, non è come un uomo. Delle cose veramente disoneste no. Bene, perché un uomo sa è un'altra cosa. Sì, perché mangiamo come i zingari in cantiere, che ci mettiamo con una palanca seduti, con una cirioletta con formaggio e tante cose. Io questi giovani li manderei soprattutto a imparare la vita nei campi di lavoro. Non sempre purtroppo, anzi, trovo anche da brontolare delle volte. Metterei loro la zappa in mano, non rifiutano, non so, le orge, i festini, i bagordi della società dei consumi. Perché quando ha un frigorifero, e dentro il frigorifero che ci mette lei? La droga, per esempio. Ci deve mettere da mangiare dentro al frigorifero. Le chiacchiere non riempiono pancia, non si mangia coi chiacchiere, si mangia coi fatti.